sentito ancora l'applauso forte. Un bel urlo grande. When troubles come and my heart's burning to me, that I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more that I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more that I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more that I can be. You raise me up to more that I can be. Senti che bello! Che bel calore! Io questa sera lo posso dire una serata tra amici, perché stiamo ripartendo piano piano, pianino pianino, proprio fra amici. E lo dico anche perché è molto difficile in una regione come il Veneto non far ballare, perché il Veneto è una regione proprio di ballerini, al 70-80%, come dicevamo oggi pomeriggio, di puri ballerini. E il fatto che iniziate ad uscire e noi iniziamo a lavorare e a ritornare a fare l'unica cosa forse che di bello riusciamo a fare è una cosa meravigliosa. Quindi vi ringrazio voi di cuore che siete presenti. Ringrazio con un applauso grande gli organizzatori, e lo faccio ancora di più di come ero abituato a farlo prima, perché in questi casi è difficilissimo riprendere, perché viene detto in ogni regione che si può riprendere, che si può fare la festa, si può aprire la discoteca, si può far ballare,
ma poi dopo ti trovi una sfilza di burocrazia che parte da qua e arriva fino là in fondo, e anche noi ci siamo trovati 20 giorni fa, 25 giorni fa a ritornare ad avere un calendario di agosto quasi, non dico pieno, ma ricco di appuntamenti, e poi ad uno per la troppa burocrazia gli appuntamenti sono venuti via. Quindi l'applauso ve lo chiedo ancora a tutto lo staff di questa festa che si sta adoperando per ripartire, perché il messaggio più importante che deve arrivare per noi, ma anche per gli amici che sono abituati a passare 3-4 ore del loro tempo di spensieratezza, di musica, è quello di positività e di ripartenza. Se poi un domani, ma del domani non è sicuro neanche lui, succederà qualcosa di diverso, ci adegueremo, ma ora bisogna ripartire. Fatemi sentire un applauso che mi manca da 7 mesi! Ve li presento, i protagonisti sono ancora loro e mi auguro che non cambino perché è difficile. Alex Villani, voce, fisarmonica, polistrumentista, appena cantato per voi, Michael Diaz. E poi è Veneto, Ed è Veneto. Che cosa mi dicevi oggi, quelle lumachine là, come si chiamano? I Bovoeti. I Bovoeti. Che Bovisei. Abbiamo trovato i Bovoeti, i Bovisei, E poi, eccola, Viola che porta fortuna, Noi viviamo il contrario. Rosita Rota. L'arrangiatore, lui non ha mai mollato, Noi eravamo dietro a prepararci, lui era già 30 minuti pronto per partire, prontissimo. Il maestro Marco Ponginebbi. Sax soprano, contralto, tenore, Marcello Grossi. Un po' più barbuto, un po' più uomo. Come tutti, qualche chilo in più. Alla batteria Fabio Massera. Alzati Fabio, fai fatica ad alzarti. Vedo quel gilet che tira, E poi ti zavoriamo con l'americano. No, tu invece sei rimasto in perfetta forma, quasi uguale, a parte il naso, a parte il lampadario che ti è caduto in testa, la chitarra di Cristiano Scaravaglio. E tu in questa quarantena cosa hai combinato? È vero, pensate. Lui in quarantena, anziché guardare Sky, Netflix o come Alex, Disney Channel, lui si è laureato, ha finito gli studi, si è laureato in musica in basso con 109,5 lode. Matteo Tucci. Poi c'è un'altra persona che in questa quarantena c'è stato tanto vicino. No, non si può dire vicino perché sai che c'è da tenere un metro. Metaforicamente parlando. Anzi, ha sofferto come noi e più di noi, ma tutto si può dire tranne di non aver sentito la sua vicinanza. Signori, il vostro Gianmarco Vagutti. Belle parole, mi facevi emozionare subito, pronti via, vere. Mi facevi lacrimare. Vere. Allora, non siamo abituati nello standard delle serate a lavorare, quindi improvvisiamo un po' come viene. Se avete delle richieste voi fatele, noi cercheremo di esaudirle. In questa quarantena io ogni tanto mi sentivo con i ragazzi e una sera ci siamo messi un po' a piangere al telefono, è vero, con l'emozione della musica, ascoltando una canzone di uno dei più grandi cantautori italiani. Lui è bolognese, ma in questa canzone raccontava una serata in cui era presente nella bellissima città di Roma ed era una serata di festa, e lui la descrive in questa maniera. Ascoltate le parole, il testo, l'interpretazione. Io vi auguro ancora un buon concerto, un buon divertimento. La sera dei miracoli, il grande Lucio Dalla. Alex.
sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano fra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Così nera da sporcare le lenzuola, l'una dei miracoli mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Bisogna aver paura ma stare un poco attenti a due innamorati, sciolgono le vele come i pirati. E la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Pian piano la luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. E la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Dalla in una bellissima interpretazione, Alex. Ci ringrazio. E questa sera c'è un'emozione particolare, È dura. È dura, È dura. Lo dicevamo prima a cena, pensate che in realtà con l'orchestra, perché io sono un po' contrario alle ospitate, no? Le ospitate sarebbero quando vai in un locale, in una festa, solamente con io come leader del gruppo e i miei cantanti, quindi andremo in 3 o 4, ma per me in 3 o 4 non riuscirò mai a dare quello che nasce da una sinergia, un gruppo, e ogni pedina di questo gruppo ha una importanza fondamentale, e quindi questo è il motivo per cui io sono rimasto un po' restio a fare queste ospitate, anche per rispetto di quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Vi chiedo un applauso ancora ai miei ragazzi. E quindi ho preso, a parte due episodi, abbiamo preso una decisione un po' differente, e quindi questa sarebbe la terza serata ufficiale che facciamo. Ma piangete? Anche voi avete mangiato la cipolla? Questa sarebbe la terza serata che facciamo ufficialmente con l'orchestra.
La prima serata l'abbiamo fatta nella mia città, un bellissimo locale in provincia di Piacenza, è stata una serata meravigliosa. La seconda serata fatta sotto l'acqua, la terza l'abbiamo fatta ieri sotto l'acqua. E allora oggi e stasera eravamo a cena e abbiamo detto oggi è il 2 di agosto e siamo a cena in una sagra, in una festa. Era una cosa che ci mancava tantissimo e quindi l'emozione e gli occhi lucidi derivano proprio anche da questo, perché il nostro lavoro, come tutti i lavori, ha al bello e al brutto, ha dei sacrifici, però ha delle cose che ti rimangono proprio qui e ne hai veramente bisogno, è la tua aria che respiri. Grazie Alex. Bravo! Grazie. Allora facciamo ancora un brano dolce dolce, poi però alziamo il ritmo. Ho scelto 3 brani in apertura un po' più tranquilli, un po' più di atmosfera e anche un po' più importanti come vocalità. È la prima volta che arrivi in Veneto? Sì. È la prima volta, è lei che arriva in Veneto? No! No! Ah, hai fatto Campagna Alta, è vero, è già la seconda, quindi un pochettino di esperienza in Veneto ce l'hai. In questa festa ieri sera c'era Federica Cocco, vi chiedo un applauso grande alla mia ex cantante, che ha fatto una bellissima serata. Ieri l'altro c'era Francesca Mazzucato, vi chiedo un bellissimo applauso per Francesca. Oltretutto io condivido proprio un progetto musicale insieme con lei. La sera prima c'era una persona che conosco bene almeno da 41 anni e mezzo, anzi quasi 42 a questa parte, mio padre Franco Bagutti. E la prima sera un bravissimo cantante, polistrumentista, che è un mio fratello minore, Matteo Benz. Tanti cantanti che sono passati qui, tu sei appena entrata e cerca di dare il massimo come hanno fatto gli altri. Ti faccio cantare una canzone meravigliosa di una delle cantanti più stimate al mondo. Prima di partire mi sono accorto che qui nelle prime file si coprono gli occhi quando dai gli accecanti, cerca quelli sotto di non utilizzarli perché altrimenti già non siamo in tanti, poi mandiamo via anche i pochi. No, scherzi a parte. Hai capito Andrea? Facciamo un applauso anche là in fondo, al buio. Andrea Carron, tecnico luci. Almeno quelli sotto li tieni un po' dimerati che abbiamo tanti. Whitney Houston, Rosita Rota. Passami le luci. To stay, I will only behind your way. So
you kind. Oh, and I know when I drop you, dream on. And I wish you die in happiness. But above all this, I wish you know. Bellissimo applauso anche per lei, voce femminile, Rosita. Grazie dal cuore. Che bello e che bella accoglienza, grazie a voi. Ora facciamo cantare anche voi una canzone che appartiene all'ultimissimo CD. Andiamo indietro di qualche mese dell'orchestra italiana Bagutti, Parla di amore. Un saluto anche agli amici di Brescia. Brescia, vero? Brescia, quanti chilometri questa sera, eh? E sono arrivati un po' da tante regioni. La voce è quella di Michael, il titolo è Amore Bello. Amore bello, va! Sì, con le mani! Se potessi ritornare indietro con il tempo, io niente cambierei. Di noi l'amore respirato e il tempo consumato, io tutto rifarei. E se la vita a volte è graffia, tu prendila com'è. È quello che passiamo, io ti voglio dire. Amore bello, questa notte siamo qui a colorare i nostri sogni con la luce delle stelle. Falla mille volte ancora. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. Se dovessi immaginarmi, magari tra 20 anni, mi immagino con te. Vai Carlo. Noi che mano nella mano scriviamo nel destino le nostre pagine. E se dovessi mai cambiare, tu cambi insieme a me. Per quello che ora siamo, per quello che saremo, tu lasciati vivere. Con la voce, con le mani insieme. Amore bello, questa notte siamo qui a Capretto, Padova.
si sente. Una promessa, falla 1000 volte ancora. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. Alla chitarra, Cristiano! Ma guarda da dove arrivano, compagnia del Brunello, buonasera Montalcino! Cristiano! Una promessa, falla 1000 volte ancora. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita Signori, grazie! Ah, ve le ricordate ancora le canzoni di Bagutti, eh? Mi fa piacere. E qua ci sono un po' di problematiche burocratiche per allestire le file. Allora sì, perché che problema c'è nella fila centrale? Che problema c'è? Perché c'è i congiunti, i non congiunti, gli amanti separati. Signore, no, l'importante è non invertire le mogli. Che limite. È tutto ok lì? Mica tanto. Il problema dov'è? Che hanno messo tua moglie con un altro marito? Per un'ora, un'ora e mezzo si fa festa. Adesso arriva. Dov'è che è la signora? Ah, è di là, eh? Arrivederci, mettono tutto a posto. Facciamo un altro applauso agli organizzatori, li fanno impazzire con i posti. I posti, i nomi, i cognomi. E dall'altra dove arriviamo? Da Viterbo? Da Viterbo. Ma da quanto è che siete arrivati qui? Da venerdì, sabato, domenica, col camper secondo me. Col camper. Un saluto agli amici di Viterbo. Avete la grappa dopo? Non prima, me l'ha detto nell'orecchio lui. La grappa, mi raccomando, non datela ad Alex prima, al limite a fine serata, prima niente perché poi dopo svalvola. E poi le province che sono arrivate da più lontano quali sono? Abbiamo Viterbo, Brunello, là abbiamo Bergamo, Pota, Bergamo, un applauso a Bergamo, ma in modo particolare per quello che è accaduto là. E poi Casa del Diavolo! Brescia? Perugia! Ah, è vero! Loro vengono da un paese che ha un nome molto particolare dove noi dovevamo aprire il tour estivo, poi abbiamo preso l'acqua, ma ritorneremo il 21 di agosto con ospite Francesca Mazzucato, provincia di Perugia. Ascoltate il nome, è un paese meraviglioso, no, non fraintendete col nome che vi dirò. Casa del Diavolo! Io l'ho scoperto 8-9 anni fa, quel nome, la prima volta che siamo venuti. E poi abbiamo altre zone lontane. E poi Padova, ovviamente. Padova, provincia di Padova in quanti? Venezia? La Patti, ci siamo sentiti qualche volta su Facebook, tante dirette nel periodo di quarantena. E poi l'organizzatore di una festa che ogni anno mi ospita, quest'anno non sono riusciti ad organizzarla, dove portavo sempre lo spettacolo grande, ma ritorneremo nel 2021. Gilberto di Santa Maria di Cittadella. Dove sei, Gilberto? Dov'è? È entrato? Eccolo là. Non ti vedevo, altissimo. Andiamo avanti con il ritmo? Con il ritmo. Questo brano parla di mani vuote. Ora ci sono le tasche vuote, ci mettiamo anche le mani. Mani vuote! Alex! Mi fate sentire un urletto anche a me? Con le mani! Mani vuote non possono toccare chi non c'è. Vivo solo per riempire il vuoto che c'è.
sei. Ora che tu non sei più qui con me e sognarti ancora vorrei. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, dimmi che più di prima tu mi amerai. Dimmi dove sei, che il tuo amore mai, qui fra queste mie braccia il tuo amore non si fermerà. Vado avanti, indietro non ritornerò anche se tu mi manchi e vivi in mezzo a questi miei perché. Ora che tu sei andata via da me, ora che tu non sei più mia, io resto qui solo aspettandoti e domani più un vuoto sembra già. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, dimmi che più di prima tu mi amerai. Dimmi dove sei, che il tuo amore mai, dimmi che non ci lasceremo mai. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, dimmi che più di prima tu mi amerai. Dimmi dove sei, che il tuo amore mai, qui fra queste mie braccia il tuo amore non si fermerà. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, dimmi che più di prima tu mi amerai. Dimmi dove sei, che il tuo amore mai, dimmi che non ci lasceremo mai. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, dimmi che più di prima tu mi amerai. Dimmi dove sei, che il tuo amore mai, qui fra queste mie braccia il tuo amore non si fermerà. Non si Mani vuote, Alex! Grazie! Per 6 mesi un mondo in bianco e nero, ora ritorniamo piano piano a farlo diventare a colori. Un mondo a colori, vai Rosita! Una bella melodia, discografia Bagutti, ma lanciata da lei. Per 12 anni ha cantato con noi una grandissima Marianna Lanteri. 1, 2, 3, 4. Penso alla vita che facciamo, non ci lascia più sognare, non ci fa mai respirare, fino a togliere il sorriso sopra il viso di un bambino. Siamo sempre in cerca di qualcosa che senso non ha. Guardo tutto ciò che gira intorno, quel che vedo non mi piace e non riesco a darmi pace. Vince sempre l'egoismo, chiusi dentro al nostro mondo, e la vita intanto passa e non si torna indietro mai. Voglio un mondo che sia azzurro mare, così limpido e profondo da potermici specchiare, un prato verde dove correre felice a perdi fiato e sentirsi innamorati noi. Voglio che sia sempre un buon Natale, che somirci per la neve bianca
fuoco nel tramonto della sera e riaccenda la passione in me. Io voglio un mondo a colori. Venga fuori sotto il palco, ma non rimanga lì perché copre tutto la visione. Penso che dobbiamo ritrovare il piacere di ascoltare e di stringere una mano per sentirci più vicini, ritornare un po' bambini e cantare ancora insieme una canzone senza età. Quanto è bello questo cielo, lo dobbiamo riscoprire, ci dobbiamo risvegliare e capire tutti insieme quanto sia così preziosa questa vita che pian piano stiamo ormai gettando via. Voglio un mondo che sia azzurro mare, così limpido e profondo da potermici specchiare, un prato verde dove correre felice a perdi fiato, che sentirsi innamorati noi. Voglio che sia sempre un buon Natale, che stupirci per la neve bianca che scende sul cuore, o sole che sia rosso fuoco nel tramonto della sera e riaccenda la passione in me. Io voglio un mondo a colori. Un mondo a Ritornerà al mondo a colori. Rosita, Grazie! teniamo alto il ritmo, vi facciamo scatenare anche da seduti con la voce, con le mani, con il ritmo, il silenzio dei ricordi. E un omaggio all'autore Omar Lambertini, un applauso anche a lui. E senza un perché mi stai allontanando da te. Se vorrai andare via io lo capirò, di certo non ti fermerò. Soffrirò, morirò, per amore rinuncerò a te. Vai, vola via da me, verso la libertà, non devi pensare più a me. Io non ti cercherò mai, resterò solo qui, nel silenzio dei nostri ricordi. Dai, non dire di no, perché gli occhi tuoi non sanno mentire, lo so. Sì, qualcosa tra noi si è rotto oramai e presto io ti perderò. Soffrirò, morirò, ma per amore rinuncerò a te. Vai, vola via da me, verso la libertà, non devi pensare più a me. Io non ti cercherò mai, resterò solo qui, nel silenzio dei nostri ricordi. Cristiano, che chitarra.
i nostri ricordi. Se Michael, grazie. E questo ve lo dedico con il cuore al pianoforte, Note di luna. Del pianoforte, le nostre melodie strumentali. Gianmarco Bagutti, Note di luna, e senti che applauso. Adesso arriva un'altra canzone, mi auguro che vi piaccia tantissimo, meravigliosa. Chiedo alla regia di spegnere tutte quante le luci sul palco, di lasciare proprio una luce bianca qui, solamente una. Via, tutto, proprio una. Eccolo, qua al centro del palco. Facciamo arrivare Michael, vediamo se la conoscete questa canzone. Inizia così. Something, girl. Are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're
before I'm falling. In the bad times I feel myself longing for change, and in the good times I feel myself. Tell me something, boy. Are you try to feel that, boy? Oh, you do it more. Even hot, even inside cold, I'm all alone. In all the good times I find myself longing for a change. And these bad times I feel myself. All the dreaming voices I never meet the ground. Racing for something, waiting it out now. The fire on the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. The fire on the shallow now. Compie per voi Michael Zita, Shallow. E dopo qualche melodia internazionale ritorniamo alla tradizione targata Bagutti, andando indietro di 20, 22, 23 anni e partendo con questa melodia, l'inno all'amore, dimmelo, la bella tradizione. Alex! Amica Stefi, tutta la compagnia. Non sono un indovino, non sono presuntuoso, ma io so la verità. È la tua timidezza che non ti fa parlare, ma il tuo cuore già lo sa. Due semplici parole da te vorrei sentire, amore mio, non arrossire, lasciati andare in nome dell'amore. Ti prego dimmelo, se mi vuoi bene dimmelo, non aspettare, non farmi soffrire senza un perché. Amore dimmelo, se mi vuoi bene dimmelo, lascia parlare il cuore che vuol gridare la verità.
con Amore dimmelo al 1998, Aldra Beghin, e sicuramente avrete ballato e cantato tanto. Romantico sognatore. Sono un tipo all'antica che forse non va più di moda. Credo ancora alla magica luna, al profumo di un fiore. Lo confesso, io sono un romantico, un sognatore. Voglio credere al sentimento che viene dal cuore. Poi ti guardo negli occhi e capisco perché. Dove nasce il mio sogno, dal mio amore verde. Io vorrei regalarti le cose più belle del mondo. Io vorrei diventare poeta e parlarti d'amore. Anche a voi, Perché tu non sai che ti amo. A un metro. Perché tu sorridi al mio cuore. Vorrei essere pittore e dipingere quel tuo bel viso. I tuoi occhi stupendi e le labbra assetate d'amore. Se questo è un sogno non voglio svegliarmi perché nel mio sogno io posso averti soltanto per me. Nel mio sogno io posso averti soltanto per me. la bella tradizione, Amore dimmelo, romantico sognatore. Ma continuiamo così. Così è tempo, vai. Dolce sogno di 20 anni che nel cuore non si dimentica. Quante gioie, quanti affanni E pochi affanni. e l'ebbrezza di quegli anni Pochi affanni. a cantare ed anche vivere. Si sussurra dolcemente che ti amo ardentemente. Quanti baci provocanti sulle labbra rosse ardenti, poi si giura eterno amore. Dammi 2 luci in sala voi. 20 anni si vorrebbe strappare dal cielo le stelle che brillano. 20 anni. 20 anni Una volta. si vorrebbe volare sul mondo abbracciando le nuvole. 20 anni, quanti sogni d'amore innocenti che bruciano in fiamma. Sono quegli anni più belli, i 20 anni son quelli che il cuore ci dà. Sono quegli anni più belli, i 20 anni son quelli che il cuore ci dà.
dimenticare le tue parole, voglio dimenticare gli occhi tuoi, tu che mi dici sempre amore mio, ma la parola amor non è per me. So che il tuo cuore pensa a qualcun altro, ed è per questo che ti lascerò e poi vivrò felice come prima e solo un bel ricordo resterà. Voi Bugiardone, sei senza cuore, la mano, mi farai morire, la mano, mi farai morire. Bugiardone, ti voglio bene, ma mi farai morire di crepar cuore. ciao Paola. Vorrei saper da te tutto il passato, È lungo, vorrei saper da te vuole un mese. come farai a star lontano da chi ti vuole bene, chi ti voleva bene più che mai, ma son felice adesso di lasciarti, di non vedere più quegli occhi tuoi, quella tua bocca bella e traditrice. Vai dove vuoi ma non pensarmi più. Bugiardone, sei senza cuore, mi farai morire, mi farai morire. Bugiardone, ti voglio bene, ma mi farai morire di crepar cuore. Bugiardone, ti voglio bene, ma mi farai morire di crepar cuore, ma mi farai morire di crepar Che bella musica questa, gli applausi, grazie. Grazie. Ma ce lo ricordiamo ancora come si fa un valzerino, una polchettina? Questa sera ci dobbiamo un po' accordare, Accordare vuol dire non accordare mettersi d'accordo, vuol dire accordare un filino, l'intonazione, i tempi, perché si diventa anche un po' arrugginiti, perché un conto è suonare a casa, in studio, a casa, nella propria abitazione. Un conto è suonare sul palco, quindi se sentite qualche gaffo, qualche errorino, voi fate l'applauso comunque, è dovuto alla non abitudine. No, qualche dono c'è. Ce n'è. Maestro, andiamo di ubriacona? Anche perché in quarantena secondo me ci abbiamo dato dentro, È vero?
Vediamo quanti in quarantena hanno preso almeno 2 serate un po' piegate, almeno 2, per alzata di mano. Vale anche l'orchestra. Ma siete ben buoni. Nessuno che ha preso una serata di prosecco, di grappa? Dai, su con le mani. Su con le mani. Chi è andato a letto un po' storto? E dopo la grappa, chi è che è andato a letto e ha fatto festa? Guarda lì, quel gruppo lì, quel gruppo Cassitela e Altorini. Allora, e quindi noi rimaniamo in tema, con questa polka celebre dal titolo L'Ubriacona. Hai messo tutto a posto, puntato, correzione, a posto. Oh, speriamo. One, two. Aspetta. Dato che non si può ballare, se volesse in quella coppiettina ballare qui una polchettina può farlo, Adesso non c'è la pista. Dai, uno, non facciamo gli assembramenti, è una coppia di congiunti o diamanti, basta che dormano assieme la notte, perché il colmo adesso è che in macchina uno sta davanti e l'altro sta dietro, ma letto poi dopo fanno quello che vogliono. Vabbè, ci stiamo adattando piano piano alle regole. Se volete ballare una polchettina così, noi ne facciamo una, perché una ci vuole, un'orchestra di musica da ballo, una polchetta la deve fare. Ma per coloro che non ballano si può collaborare, vero Luana, con il ritmo almeno delle mani. Ecco, diamo il tempo Marcello, proviamo. Non fate i pigri che abbiamo fatto 6 mesi di quasi ferie, almeno noi, qualcheduno meno, ma ferma la musica, 2, 3. Loro sono più bravi che noi con il ritmo e vanno più a tempo, 1, 2, 3, 4. Oh yeah! Rimaniamo 2 metri, Dov'è il bigliettino? Rimaniamo 2 metri, teniamo le distanze di sicurezza, però ci avviciniamo un pochettino di più a voi. Intanto vogliamo organizzare niente, ora sbaglio anche le parole,
è la dimenticanza che lì, sbagliamo tutti questa sera. Vogliamo salutare coloro che hanno organizzato anche il Pullman, che è il Centro Sociale Parco Verde di Copparo. Grazie! Sto lontano, grazie con l'urlo. Grazie! E poi l'altro bigliettino, salutiamo il Centro Parco Verde di Copparo. È uguale. Mi fanno gli scherzi, È la Madosca. No, quello non si può dire. Ma porca miseria. Mi chiede, tu Alex che sei cultore anche della musica baguttiana, mi è arrivata una richiesta, io ero appena entrato in orchestra 21 anni fa, Fiesta Latina. Andiamo indietro, Indietro molto. No, 21 no, 15 sì, dai. Ti dedicheremo un altro latino per Iris da Uber, ok? Un bacione. Venghi. Il metro. No, ci dà la multa. Un metro. Poi ci fanno il filmino su Facebook, ci mettono su. Non lavoriamo più noi, non Fermola! Ok, dov'è? Saluti, che tutti i nomi strani, Saluti a Evaldo Martins del San Paolo del Brasile. Saluti da Franca. Dov'è? San Paolo del Brasile? Ah, in diretta, non è arrivato qui, pensavo l'aereo. Saluti in diretta dal Brasile. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al trio. Con le mani. Che bello sentire questi applausi per i solisti. No, il mio microfono è che rientrava, perché ora li siamo davanti alle casse, quindi c'è possibilità che rientrino. Curiamo questo rischio ancora per 4 minuti, poi ritorniamo su, E su, stai giù, stai bene qua? Stai bene qua, stai qua, che qua c'è più fresco. Siamo lì. 1,5 metri, 2 metri e mezzo. Vado? No. Quando c'era... Potevo, adesso faccio fatica, 1, 2, 3. Ecco, ce l'ha fatta. Già per questo merito un applauso per te. Aspettami un attimo qua, Insomma, io lo faccio per te, lo faccio a fisarmonica, la quarantena e il prosecco, la grappa di quelli. Aspetta che sto. Non ho capito. Ce l'ha fatta mai. Mi diceva che sopra una sedia
ce l'ha fatta Michael, il fisarmonicista della Francesca, che sai che È bravissimo. no, che è molto bravo, ma è un ragazzo che gli piace anche lui la forchettina. Però io direi, se ti metto una sedia e poi la rompi, dicono Michael ce l'ha fatta e lui no, teniamone due. Teniamone due. Vado? Una forchettina targata Castellina che ha fatto ballare e continuerà a far ballare il mondo. One, two, three, four. Guarda quanti video lì, Guarda, tutti dal basso ai video, tutti dal basso all'alto, Signori, bello, bravo, musicale e muove anche il bacino. Applausino! È il bello della diretta. Vieni qua Federico, dai, bisogna improvvisare così, no? Fate un applauso a sto ragazzotto che abbiamo conosciuto, io l'ho conosciuto, dov'è che eravamo? Belluno. A Belluno in un festival della fisarmonica, so che sei bravo, anche senza prove, senza niente, vieni su, dai, un pezzettino fai te, un pezzettino ritorna lui. Aspetta, no, vieni giù, prendo un'altra sedia anche per te, perché si sa mai, ti voglio avere sulla coscienza. 2 sedie. Vai. Sono strette? Vai. Sei pronto? Ritmo, arriva, stava mangiando, stava cenando, è tutto agitato, diamogli un colpo di calore, forza, colpo di applausi, un bel urlettino forte signorina che lei. Cambiamo l'ordine degli ardenti, il bello della diretta, Alex al basso, Federico alla fisarmonica, Matteo vai pianoforte, dai. Ora ne facciamo una pianissimo, tu e loro, con le mani come prima. Sempre più forte l'ultima!
possiamo fare 3 soli. Il primo l'ha fatto Marcello, il secondo Federico, il terzo Alex. E andiamo in fondo. Fatelo un applauso! Un trio improvvisato! Marcello, Alex, Federico, Orchestra Magutti. Lascia le luci, non spegnermi intanto che fanno un applauso. Dai, bel bianco, fatelo ancora un applauso e un urlo, un urlo. Non sapete che euforia, che felicità, che adrenalina, che contentezza abbiamo noi nel fare questa sera questa serata. Grazie Campretto, grazie a tutto lo staff, fatelo ancora un applauso per loro, un grazie particolare a tutto lo staff, a tutti i volontari. Poi mi diranno anche i nomi per nomi, ma anzi poi verranno sul palco a fare 2 parole. E anche grazie, vieni, lo conoscete ormai tutti quanti, questo importantissimo collaboratore dell'agenzia Magutti e collaboratore anche di questa festa, perché vedo che ti sei adoperato tanto, Cristian Massarenti. Aspetta che ti... rimani ancora qua. Prima di congedarti, arrivare così, intanto che stavi ascoltando e bevendo un bicchiere, salire, non con la tua fisarmonica, senza prove, è vero, un bel tocco, un bel cuore così, non è da tutti i giorni. Bravo, ma lo sapevo già perché ti avevo sentito, bravissimo. Bravo Federico. È il mio socio. Lo so. Ma non accaparrartelo, adesso ho i complimenti a lui. Insomma, dai. È un piacere Gianmarco, lo sai, ci abbiamo lavorato dietro questa serata e ci siamo arrivati. Il tempo ci ha dato ragione. Non dirlo. E soprattutto è bello perché stasera rivediamo la gente, la vediamo bella contenta, bella felice, e grazie a te, a tutti i ragazzi, il comitato è contentissimo e dicono che è bello tornare a sorridere e ad ascoltare la bella musica. Infatti guarda, la cosa... Bravo Cristiano! Ho detto una cosa sacrosanta, perché la cosa più bella, né noi che siamo sul palco né loro che organizzano, hanno ovviamente le aspettative di fare dei numeri importanti. Primo, perché non si possono fare. Secondariamente perché dopo quello che è capitato c'è una gran parte della popolazione che ha paura ancora ad uscire, e quindi io non condanno chi ha paura, non condanno chi non ce l'ha, ma ognuno ovviamente ragiona con la propria testa e va rispettato. E quindi questo è il momento interzo delle burocrazie durissime da affrontare, e quindi nessuno si può aspettare di questi tempi di vedere all'interno di una festa le 1000 persone che magari c'erano fino a un anno fa. Ma la cosa che tutti vogliamo, e per tutti dico coloro che si impegnano a organizzare questo e noi che non vediamo l'ora, e sicuramente anche voi che siete presenti, è ritornare a sorridere e ritornare magari ad avere la normalità che si aveva prima. E quindi questi sono dei piccoli sforzi per poter, mi auguro, con il 2021 presto, magari anche prima, ritornare a quella che era una normalità che quando è normale è scontato, ma quando come ora non è, ci manca tanto. Infatti
Proprio gli organizzatori, Diana, Gianluca e tutti i volontari hanno detto: vogliamo dare un segnale di ripartenza, noi ci crediamo, l'amministrazione comunale li ha appoggiati, li ha aiutati, e quindi penso che a maggior ragione sia importante questo, perché loro vogliono dare questo segnale di ripartenza, perché vuol dire che si può fare se ci si crede, ed è importante anche questa cosa. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che Campretto sarà palcoscenico di un evento nuovo, si chiamerà Autunno in Campretto, dal 20 di novembre all'8 dicembre, sarà sempre marchiato dalla grande orchestra dell'Agenzia Bagutti, e quindi sarà un modo per ritrovarci sempre con la bella musica. Lì avremo anche il ballo, perché ci sarà una pista grande in un palatenda da 2000 metri quadrati riscaldato con il ristorante, quindi vi aspettiamo anche quest'autunno dal 20 novembre all'8 dicembre sempre qui a Campretto. Grazie. Un attimino perché sto chiudendo di nuovo. Io sono qua con un problema. No, va benissimo. Va bene? Va bene. Ok, Va ci bene. vediamo dopo. Ok. Grazie. Un applauso ancora a Cristian Massaretti. Allora, la prossima canzone mi hanno portato un bigliettino, fra i tanti bigliettini me ne è arrivato uno. Oltretutto di amici che in questo periodo di quarantena ci siamo visti nelle dirette Facebook, ci siamo sentiti, abbiamo versato qualche lacrimuccia assieme e mi sono stati vicino. In modo particolare questa sera è anche un giorno importante, sei una leonessa come me. Ad Antonella tanti cari auguri di buon compleanno dalla tua famiglia, da tuo marito, da tua figlia, da tutta la compagnia e ovviamente da tutti quanti noi. E ti voglio dedicare una canzone che so, perché me l'hanno detto loro, che ti piace tanto, una canzone dolcissima, appartiene al repertorio Bagutti e lui la canterà al meglio delle sue possibilità. Michael, per te e per tutti voi. Benvenuto amore. Un nuovo giorno, nuova luce, c'è voglia di ricominciare, lasciarsi andare fino a perdersi, tutto intorno a te, gira intorno a te, dentro ogni respiro io ti sento vivere, si spalanca il mondo agli occhi miei, benvenuto a te, benvenuto amore, io ti ho cercato sai, girando il mondo intero, senza trovarti mai. Benvenuto a te, che mi porti il sole dentro me, a te che sai capire, che mi fai stare bene. Benvenuto amore. Se trovassi almeno le parole per dare voce all'emozione che come un fuoco sento crescere, ogni cosa che gira intorno a me ha il sapore intenso di tutto quel che sei, si spalanca il mondo agli occhi miei, benvenuto a te, benvenuto amore, io ti ho cercato sai, girando il mondo intero, senza trovarti mai. Benvenuto a te, che mi porti il sole dentro me, a te che sai capire, che mi fai stare bene. Benvenuto amore.
tu che mi porti il sole agli angoli del cuore, rimani dentro me. Benvenuto a te, benvenuto amore, adesso che ci sei, e te lo voglio dire, che mi fai stare bene. Benvenuto amore, a te che sai capire, che mi fai stare bene. Benvenuto amore. Buon compleanno Antonella e a tutti voi benvenuto amore. Signori, grazie di cuore. Arriverà come una lettera che ormai non aspettavi più. In un momento il cielo grigio tornerà a dipingersi di blu. Ti giuro mai avrei pensato, immaginato, e invece siamo qui. Senza parole, con il suo sorriso, ti dirà di sì. Arriverà anche il tempo per le spiegazioni, parlare, ridere, scambiarsi le emozioni, la via segreta che ti porta in fondo al cuore, che arriverà, arriverà come un treno in orario, arriverà come un testo binario, non c'era forse la gialli sempre, ma arriverà, arriverà col telefono acceso, e mentre parla vedrà il suo sorriso, arriverà e non immagini come sarà, arriverà, arriverà come la neve per salvare dell'intimità, dalla continua logorante corsa a ostacoli delle città. Mi sembra adesso incomprensibile, una cosa da non credere. Tutti questi anni persi a fingere, cercando di non cedere. Arriverà anche il giorno di una discussione, per fare pace poi suonare una canzone, quella d'amore che cantavano anni fa. Arriverà come un treno in orario, arriverà sul tuo stesso binario, non c'era forse la gialli sempre, ma arriverà, col telefono acceso, e mentre parla vedrà il suo sorriso, arriverà e non immagini come
Grazie a tutti. Come fredda questa primavera senza te, le nuvole dal cielo danno pioggia, come i miei occhi guardo dentro questa vita nera senza te, la vita che oramai io non ho più. Le tue carte le hai giocate bene insieme a me, sono prigioniera di un amore grande, ma l'amore è solo mio, quello che dai tu è vinto come te, ma muoio senza te. Io hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà, come sono male le mie notti quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà, sono incatenata ormai con te. Cerco un po' d'azzurro nel mio cielo senza te, ma l'azzurro è solo nel ricordo dei tuoi occhi ormai. Cerco dentro un'altra primavera senza te, quella che volevo per noi due. Le tue carte le hai giocate bene insieme a me, hai barato, mi hai rubato il cuore, sempre questo cuore che avevo dato solo a te, è fermo senza te e muoio senza te. Anche voi con la voce insieme. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà, come sono male le mie notti quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà, sono incatenata ormai con te. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà. Hai l'amore, gioia e dolore, prende e non ti dà, come sono male le mie notti quando non ci sei. Hai l'amore, gioia e dolore, niente libertà, sono incatenata ormai con te, sono incatenata ormai con te. Hai l'amore, gioia e dolore. Non esista. Chiedo ancora alla regia di Andrea di abbassare le luci sul palco, creare un poco di atmosfera, perché ora andiamo a farvi ascoltare una canzone di un gruppo internazionale rappresentato da uno dei cantanti che la musica ci ha lasciato, uno dei migliori, e questa canzone, oltre a dedicarla a tutti quanti voi, la voglio dedicare a Lorenza. Just kill the man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life I'm trying.
chitarra. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Galileo, Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, straight from his home society. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, I will let you go, let it go. Bismillah, I will let you go, let it go. Bismillah, I will let you go, let me go, let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. As I did the put aside for me. Asciugo le mani, forza, asciugo le mani. E 1, 2, 3, go! So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just get out, just gotta get right out of here. Bohemian Rhapsody, Queen, Freddie Mercury, Michael. Rimaniamo ancora nella internazionale prima di ritornare alle canzoni di casa nostra. Perfetto. I found a love for me, but I just dive by day and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause you were kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you hold it mine. Baby, I dancing in the dark with you between my arms. Baby, on the grass, listening to our favorite song. When you say to look the mask, I whisper underneath my breath to her, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi, e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non
tuo sguardo crescerò, ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ritorna la chitarra acustica, Cristiano. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. Una canzone meravigliosa, ma bravi loro Michael, Alex. Per voi Perfect. Applausi ne state facendo tantissimi, e anche grandi, e anche belli. Ora ve ne chiedo uno ancora più bello, ancora più grande, per accogliere Christian e una parte del comitato di Capretto. Ci rivediamo. Ci rivediamo. Diana e Gianluca, Diana presidente del gruppo Uniti per Capretto, Gianluca è responsabile delle orchestre, e loro volevano fare un omaggio a Gianmarco. La lascio a Diana il microfono. Allora, buonasera a tutti, spero vi sia piaciuto questo concerto. Lo so che non è finito, ma io ho 5 minuti, anche meno, per parlare. Allora, ringrazio tutti i presenti e ringrazio tutti i miei collaboratori in primis, perché l'abbiamo voluta fortemente questa festa. È stato difficile, l'abbiamo organizzata in una ventina di giorni, quindi è stato abbastanza impegnativo. Ma è stato un segnale che noi abbiamo voluto dare, perché non si poteva saltare un anno. Sono 35 anni che facciamo festa, e quindi piccola in maniera diversa, perché di solito non siamo abituati così. Di solito abbiamo un palco enorme alla mia sinistra e una pista più di 20 metri, giusto? Quindi abbiamo un'area liscio che è molto molto grande, però abbiamo dovuto fare le cose più in piccolo, e non per questo comunque meno importanti e meno belle. Noi volevamo omaggiare Rosita come unica donna del gruppo. Allora, sono tutti maschi. Non voleteci. No, ma ci mancherebbe, no? Però i fiori a Rosita. E soprattutto vogliamo dare un ringraziamento particolare a Christian, che ci ha aiutato tantissimo ad organizzare tutto questo. E abbiamo anche una piccola sorpresa per lui. Ehi! Christian, niente fiori, ma ti abbiamo fatto qualcosa di più sostanzioso. Scusami se permette, io l'assaggio per vedere se è buona, eh? No, perché Cristian è una settimana Buona. è venuto alla sagra per fare la dieta, no? E ogni mezzogiorno io mangio frutta. Mangia frutta? Allora adesso ne ha. Giustamente. Comunque buona, questa è buonissima. Aspetta un attimo. Molto buona. Allora vorrà dire che a fine serata la mangiamo tutti insieme. Ok, volentieri. Ecco, Io vivo di frutta, anche te vivi di frutta? Infatti. La frutta fa bene. Ecco. Grazie ragazzi. Un pochino, sì, grazie. Grazie di cuore, per me è stato un piacere e un onore. Abbiamo iniziato questo percorso insieme, Gianmarco te ne avevo parlato, e soprattutto è un piacere che come agenzia, come gruppo Bagutti, come grande famiglia Bagutti abbiamo stabilito questa collaborazione così forte con
con questo comitato, con questa festa. Te lo dico, prima si parlava e mi hanno detto: devi dire a Gianmarco che lo aspettiamo il prossimo anno, ma più in grande. Ma guarda, allora, dopo questa quarantena, in cui tante volte in quarantena leggi tantissime cose su Facebook, sui social, e tante volte ti verrebbe voglia di rispondere, ma non puoi farlo perché nel nostro caso ricopriamo anche un ruolo sul palco, è un ruolo che abbiamo a che fare con tantissime persone, quindi difficilmente bisogna sbilanciarsi e non bisogna farlo, e magari certe cose te le devi tenere dentro. Però nella quarantena ho potuto a volte anche vedere che la quarantena ha fatto bene da un verso, perché c'è chi ha riacquisito valori che un pochettino aveva perso, ma da un'altra parte pensavo meno, ma mi sto accorgendo in questi ultimi 2 o 3 mesi che ha fatto ancora peggio, perché c'è anche chi diventa un po' più cattivello, no? Nel periodo di quarantena. È una cosa che ci hanno sempre, fra virgolette dico, criticato, ma non è una critica, perché le critiche sono sempre ben accette. Il fatto che noi, soprattutto nel periodo estivo, nel tour estivo, prepariamo dei grandi spettacoli. Il grande spettacolo secondo me va unito alla musica, va unito ai professionisti, agli artisti sul palco, altrimenti se c'è una cosa ma manca l'altra non puoi dare il tuo prodotto, no? Ma a volte le cose si fanno confondere, come per dire c'è tanta scena e poco arrosto. Questa sera di scena ce n'è poca perché siamo tutti quanti in versione ridotta, ma mi auguro che l'arrosto piaccia comunque anche senza la grande scena. C'è tanta carne stasera. C'è tanta carne. Tanta carne. Io l'ho preso un po' più sul lungo, tu l'hai stretto. L'ho sintetizzato. Però a volte va bene anche fare lo spettacolo in versione un po' più contenuta, e poi il prossimo anno, se le cose ritorneranno alla normalità, verremo sicuramente anche con il grande palco e la grande scenografia. Ma prima di tutto arriveremo noi, questi 10 che sono sul palco. E non è solo un grande artista. Gianmarco, in questi 2 anni che collaboriamo insieme quasi, ha dimostrato di essere soprattutto un grande leader. È una bandiera per tutti noi nel nostro interno, e per questo vi chiedo proprio per lui questo grande applauso, perché se lo merita. Basta complimenti, che poi mi fate arrossire. Grazie, troppo buono, troppo gentile, grazie. Noi possiamo scendere. Guarda, noi facciamo ancora una mezzorettina. Ok, perfetto, una quarantina di minuti, anche perché siamo sempre... Fate l'applauso al comitato, Christian, e a tutto lo staff ovviamente che non poteva salire numeroso sul palco. Ancora un 30-35 minuti di concerto, vogliamo che rimaniate fino alla fine, quindi non lo allunghiamo di tanto, ma lo teniamo, non dico ristretto, ma proporzionato, per farvi rimanere fino alla fine con noi. E anche perché diamo sempre un occhio al meteo, e quindi il meteo speriamo che ci salvi almeno questa sera. Adesso riprendiamo rialzando il ritmo e poi ritorneremo a farlo scendere. Una canzone che di norma ballate tanto, ma potete cantare anche. Straniero. Straniero. Straniero.
l'orchestra Magutti con questa canzone Vivere due volte. Se vivessi un'altra volta, io saprei che cosa fare. Io farei ciò che ho lasciato, non farei ciò che ho sbagliato, e vivrei tutta la vita senza avere titubanze. Passerei ogni momento regalando baci e amore. Vivere due volte sarebbe troppo bello, me ne andrei felice fischiando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante, come un marinaio dare il mio cuore a tutte quante. Se vivessi un'altra volta, io saprei chi evitare. Sceglierei fra tanti amici solo quelli più sinceri. Io vivrei alla giornata, dando la precedenza, non pensando più al futuro, ma pensando solo a me. Vivere due volte sarebbe troppo bello, me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante, come un marinaio dare il mio cuore a tutte quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello, me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante, come un marinaio dare il mio cuore a tutte quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Vivere due volte, la coppia per voi. L'amore si nasconde. Sempre con le mani in forza, che arriviamo all'ultimissima parte di questo concerto. Ci siamo da questa parte? Sì. Non si sa da dove arriva, Da Padova, e né quando né perché. come che si chiamavano? Le lumachine, le boboeti. Sarà forse che dormiva in un angolo di te. Ma poi basta un sorriso incontrato per la via, e ti senti come acceso da una splendida follia. L'amore
indicazioni, aggregamenti, assembramenti e Mazzani. 1, 2, 3, 4. Sì! Vai, vamos, vamos, vamos! Godis, viva Valura, baby, what I say. You come Johnny, singing, I know the woman. Down in the time, they try to make you pay. You know the action, you got the emotion. Oh yeah, the fucking dedication, devotion. Coming on the night time, listen to the day. The song is on the street, moving woman. You know the song is on the night. You know the emotion. Look at what I love. This is Robinson. He's a love you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. This is Robinson. Questa si può ballare anche da seduti, basta muovere le braccia così, anche seduti. 1, 2, 3, 4. I need somebody, Not just anybody, you know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody, anyway. But now, as days ago, I'm not so sure. Now I find and change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? le mani con noi così, in alto, in alto. E correvano gli anni 80 e c'era lui lo star Boy George. Loving in your eyes all the way. If I listen to you Questa sera ritornava qui con voi a Gabretta l'orchestra Magutti. without conviction, I'm a man who doesn't know how to say. Capretto con M, capretto. Caprettare il nome. Every day is like survival. You're my lover, not my Terminiamo questa serie 70-80 lui, The King, The Mason, Elton John, Crocodile Rock. Inglese. And I know that shame and the
Aumentiamo la velocità. Fatemi sentire con applauso, con un urlo forte. Allora, dato che non possiamo fare assembramenti, facciamo ancora 4 minuti. No, no, vi faccio fare un'altra cosa che è meno assembrematica, quella cosa lì di quello che avete fatto. Venite qui davanti, venite senza timidezza, almeno non coprite neanche chi è seduto. Ok, stiamo 1,5 metri così. E voi siete diventate timide tutte di colpo? Dai, venite qui davanti anche voi, dai. Anche il gruppo di là, eh? Voi siete in sciopero? Sciopero, eh? Venga signora, venga! Non la faccio mica ballare, venga, venga! Venga anche lei, venga. Facciamo un ballettino simpatico. Anche perché devo vedere se me lo ricordo ancora io. Volete fare l'animazione? Ah, ok, allora. Se fate l'animazione almeno noi vediamo anche tutto perfettamente. Equidistanza, ok, equidistanza, perfetto. La metro c'è, ok. Quindi abbiamo anche il gruppo delle verine qui davanti. La bionda e l'amore, la rossa, la bionda e l'amore, la rossa. E balliamo assieme e cantiamo insieme a voi questi 4 minuti di latino. Que va cambiando, tu figa una gotita de nada se vuelve loca, loca y divertida, ama y risa con unas gotas de rosa en la cintura, sabrosa y no caliente. Esa es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba está, cosa linda, cosa mona, sube, sube de la bomba, dando media vuelta. Otra vuelta más, y cada esquina, niña, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más, y cada esquina, niña, dame más. Giro, giro, giro. Su con le mani che si continua forza. Vuoi che non ballate almeno il ritmo delle mani? 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás, 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Especial como caí de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Si es María, la que como el día.
pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Anche i ragazzi dello staff, perfetto con noi, forza! La vida es pura pasión, hay que llenar copa de amor para vivir y luchar, un corazón para ganar como caída. Es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella, con 5 oro, la copa del amor, para sobrevivir, luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella. Y yo, ale, 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 go, 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 ale, 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 arriba va, el mundo está de pie, go, 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 ale, 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 vamos. Datemi le mani che questa è l'ultima! Vai, ben scatenati, watch! She's in the superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl gonna be the fall. She's in the new sensation, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes and end up dancing in the rain. She makes you live a crazy life, but you take away your pain. Like a bullet through your brain, come on. Outside, inside out. She living la vida loca. She push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are never red, and her skin the color mocha. She will wear you out. She living la vida loca. Living la vida loca. She living la vida loca. Woke up in the New York City in a bondage hotel. She took my heart, she took my money. She must have freed me as a deal. She never leaves the water, makes you walk and fresh champagne. Once in a while, the days are funny, but never is the same. Yeah, she makes you go insane. Come on, outside, inside out. She living la vida loca. She push and pull you down. Living la vida loca. Inside never red, and her skin the color mocha. She will wear you out. She living la vida loca. Living la vida loca. She living la vida loca. Grazie ragazzi! Tutte le mani che siamo in arrivo! Bacino! Grazie! L'energia, Gianmarco Magutti! Grazie per la collaborazione alle veline, ma anche agli amici seduti che hanno collaborato. Grazie, grazie di vero cuore. Allora, questi ultimi 10-15 minuti ritorniamo un po' al tradizionale.
arriviamo con gli ultimi successi, facendo un passo indietro negli anni di una decina di anni, con questa melodia dal titolo Michael, a gentile richiesta Gli occhi neri. Per voi Michael. E il treno sta per partire, mai potrò dimenticare Che cosa? quello che hai fatto per me. Sul tetto della stazione si sta posando un piccione, a lui darò le mie lettere che ha che poi le porterà. Ma fammi vedere quei tuoi occhi neri, quel tuo bel sorriso e i capelli biondi che devo lasciare. Purtroppo quel treno mi porta lontano e dal finestrino ti mando un bacino e ti grido ti amo. Non pianger più ma sorridi, stringimi forte e poi giurami, finché non vedrai più il treno mi saluterai con la mano. Lungo i binari che scorrono, dietro il tuo viso magnifico, dal finestrino poi griderò, amore io ritornerò. Ma fammi vedere quei tuoi occhi neri, quel tuo bel sorriso e i capelli biondi che devo lasciare. Purtroppo quel treno mi porta lontano e dal finestrino ti mando un bacino e ti grido ti amo. Orchestra! Purtroppo quel treno mi porta lontano e dal finestrino ti mando un bacino e ti grido ti amo. E dal finestrino ti mando un bacino. Grazie. E ti grido ti amo. Grazie. Grande Michael! Che belli applausi, almeno per 7-8 giorni ci riteniamo ben ristretti, eh? Ritorneremo in Veneto poi? Domani! Eh? Domani! Domani non si può, magari, dai, vediamo un po' che prima della fine di agosto si possa riuscire a ritornare, però la dedica la facciamo ora, Alex, alla cosa più bella che c'è, che è la donna, a tutte le donne.
e vivo alla luce del sole. Io mi accontento di quello che ho, Niente, posso cantare con poche parole. c'è il cuore, Se stasera la famiglia. canterò che si dà, quando un uomo incontra una donna. Che si dà, ogni uomo che ama lo sa. Mi dà la cosa più bella che ha. Mi dà la cosa più bella che ho. Che si dà, ogni uomo che ama lo sa. La distanza non fa dimenticare, i miei pensieri attraversano il mare. Posso morire di rabbia o d'amore, ma l'importante è quello che si dà, quando è l'ora che volge il desiderio. Che si dà, ogni donna che ama lo sa. Che ha la cosa più bella che ho. La cosa più bella che ha. La cosa più bella che ho. Che si dà, quando è l'ora che volge al desiderio. Che si dà, ogni donna che ama lo sa. Mi dà la cosa più bella che ha. Mi dà la cosa più bella che ho. Mi dà la cosa più bella che ha. Tirata e poi arriveranno le ultime due canzoni della serata, sempre con il ritmo, forza, sempre con il ritmo. Qui i ballerini piangono un pochettino perché la vorrebbero ballare, ma ci possiamo muovere dalle sigle, forza, volami nel cuore. Vivila la voglia prepotente di sognare che c'è in te, libera il sentimento che ti scoppia dentro, avrà un perché. Vagabondaggio senza pedaggio, ci vuol coraggio ad avere paura di sbagliare anche un sì. Ed è un assaggio di un lungo viaggio, è un tatuaggio che dipingi sui sogni che ti portano qui. Volami nel cuore senza più tremare, lasciati provare su dove fa l'aquilone, che paura e vola. Volami nel cuore senza più barriere, non dovrai temere mai che nessun temporale può esplorarci potrà. Senza far rumore sopra di noi. Sentimi, da tempo sono già dentro al tuo cuore e non lo sai. Vagabondaggio senza pedaggio, ci vuol coraggio ad avere paura di sbagliare anche un sì. Ed è un assaggio
di un lungo viaggio e un tatuaggio e dipingi sui sogni che ti portano qui. Volami nel cuore senza più tremare, lasciati planare su come fa l'aquilone che paura non ha. Volami nel cuore senza più barriere, non dovrai temere mai che nessun temporale può sfiorarci potrà. Volami nel cuore senza più tremare, lasciati planare su come fa l'aquilone che paura non ha. Volami nel cuore senza più barriere, non dovrai temere mai che nessun temporale può sfiorarci potrà. Cuore senza più tremare, lasciami planare su come fa l'aquilone che paura non ha. Volami nel cuore senza più barriere, non dovrai temere mai che nessun temporale può sfiorarci potrà. Volami nel cuore senza più tremare, lasciami planare su come fa l'aquilone che paura non ha. Volami nel cuore senza più barriere, non dovrai temere mai che nessun temporale può sfiorarci potrà. Volami nel cuore. Volami nel cuore. Ritorniamo ad abbassare le luci. Hai già scelto un colore che va benissimo, il rosso, perché l'autore di questa canzone è Vasco Rossi e poi è stata cantata da tantissimi, ma in modo particolare nella versione di infatti che mi sfuggiva, di Fiorella Mannoia, ed è diventata un po' una canzone inno di tutte le donne. Dalla voce di Rosita per voi Selli. Se cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo, Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata pulita per ogni sua distrazione, potevolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Sally cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché
il senso del tuo vagare. Forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, come se fosse l'ultimo. Sali, cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma sì. Senti che fuori piove. Che bel rumore. Con il cuore, la Zita. Non scappate via, facciamo l'ultima canzone. Più che altro ma sì, 2 goccioline, al limite ci dobbiamo preoccupare noi che abbiamo ancora 2 ore da smontare, ma voi prendete 2 gocce d'acqua. L'ultima canzone, oltre a dedicarla a tutti quanti voi, con un grazie di cuore a nome mio e a nome di tutti quanti i miei ragazzi per il calore e per gli applausi, ma soprattutto per essere venuti qui questa sera, la voglio dedicare a coloro che ci hanno invitato, quindi tutto lo staff di Campretto. Grazie Christian, grazie allo staff, grazie a voi. Terminiamo così, che sia di buon auspicio. Vincerò! Stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Forza tutti in piedi che siamo in fondo, dai!